ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Dopo la cerimonia di ieri al centro Balducci di Giugliano, questo pomeriggio i funerali di Don Pierluigi Di Piazza saranno celebrati nella sua Dualis alle 16. Sono attese più di 1000 persone. In questi giorni in tanti hanno dedicato un pensiero speciale a Don Pierluigi. Vi proponiamo ora alcune testimonianze raccolte ieri a Giugliano. Pierluigi ci ha lanciato una grande sfida, ha creato qualcosa di unico, irripetibile. Pierluigi è irripetibile. Noi, volontari che da anni siamo con lui a seguire le sue orme, abbiamo un unico compito, quello di attuare la sua profezia. Vorrei ricordare che Di Piazza, tra le tante cose, non vorrei essere superficiale in questo momento, era tifosissimo della Juve e negli anni 60, anni in cui noi eravamo alle medie praticamente, lui nella Juventus giocavano Sivori e Charles, che erano i due fuoriclasse, e lui voleva imitare Charles, che era il gigante buono gallese, umile, tutto per la squadra, mentre io facevo il Sivori, cioè il birichino, lo sbarazzino. Questo era ancora per dire che già negli anni 60, all'età di 12-13 anni, lui era una persona umile e buono e aveva già scelto anche in campo calcistico una persona umile e buona. Collaboravamo da diversi anni nelle nostre iniziative dirette a commemorare e ricordare la lotta di liberazione contro il nazifascismo. Pierluigi Di Piazza è venuto diverse volte e ha portato il suo grande senso di solidarietà sociale, il senso della giustizia, l'essere accanto agli umili e agli oppressi, tutto ciò che rappresentava, condensava per lui quello che era il messaggio evangelico e i valori, i principi della nostra Costituzione. Ho avuto la fortuna di conoscere Don Pierluigi, di frequentare Don Pierluigi per entrambi i ruoli, sia come responsabile regionale della GESCI che come direttore della nostra famiglia di Pasian di Prato. Devo dire che ho potuto apprezzare sempre e comunque lo spessore di quest'uomo, che è riuscito in ogni momento e in qualche modo instancabilmente a ricordarci che l'altro, chiunque esso sia, con la maiuscola, è sempre importante, sempre da mettere al centro. Era un uomo che credeva in quello che faceva, un uomo di profonda fede ma di una profonda umanità, e credeva che gli altri erano uomini come lui e avevano diritto di diventare uomini. Si diventa uomini e lui è diventato un uomo e un uomo di Dio. Quello che sempre mi ha legato a Pierluigi, la sua semplicità, umiltà e quella sapere anche ascoltare e soprattutto la sua grande bontà. Conoscevo perché anche veniva spesso dove abito io, a Madriso di Fagagna, perché ci sono lì delle persone che erano molto amiche. Però io ero un curatore di corpi, ne avrò salvato o non salvato, ma sicuramente Don Pierluigi era un curatore di anime che è molto più importante. La lettera di Natale è una conseguenza di un dialogo profondo che è nato tra noi preti, che ci troviamo periodicamente per confortarci, ma anche e soprattutto per capire come dare una strada, come dare una possibilità, ecco, alla soluzione di certe problematiche che toccano il nostro cuore e che vediamo tante volte sono messi in secondo ordine anche a livello sociale. Io e Don Giacomo, diciamo Don Giacomo Talot e io siamo venuti perché i suoi ci hanno detto che aveva espresso il desiderio di ricevere questo sacramento. E allora siamo Don Giacomo da Pordenone e io da Trieste, ci siamo dati appuntamento e abbiamo pregato assieme e abbiamo ricevuto l'unzione degli infermi. Dico abbiamo perché Don Giacomo l'ha impartita e io, essendo vecchio e quindi avendo tutti i titoli, ho chiesto anch'io l'unzione per dare un segno di condivisione in questo momento importante di Pierluigi. Il liceo Stellini di Udine è stato teatro di una cerimonia nella quale è stato piantato l'albero di Falcone, simbolo della legalità nel trentennale delle stragi costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino.
Buongiorno dal liceo Stellini di Udine. Oggi un momento importante che riguarda la legalità, un simbolo che verrà consegnato alla scuola. Siamo con il dirigente Luca Gervasutti, un simbolo che ci riporta indietro agli anni della strage di Capaci, di Falcone e Borsellino, ma per dire anche ai ragazzi quanto è importante la legalità. Una cerimonia molto importante, estremamente toccante, una cerimonia che ha una grande valenza simbolica perché riguarda, come dire, la consegna del cosiddetto albero di Falcone alla nostra scuola. Abbiamo deposto in un vaso una piccola pianta che è la pianta di Falcone, è il simbolo del grande ficus che si trova davanti alla casa del giudice Falcone. Questo gesto ha avuto una grande valenza simbolica, come dicevo prima, un significato profondo per i nostri ragazzi. L'abbiamo messo in un vaso giallo perché il giallo è il colore della luce. Le parole, le gesta del giudice Falcone hanno portato e continuano a portare la luce e un insegnamento speciale per i nostri ragazzi. Quindi una cerimonia davvero importante che speriamo possa tradursi in atteggiamenti concreti da parte dei nostri ragazzi. Ad organizzare questo momento l'avvocato Andrea Purinan, il presidente dell'associazione degli ex stelliniani. Ecco, un momento importante. Un momento importante per noi allievi, per noi ex allievi, e anche perché un nostro ex allievo è anche il dottor Cardella, il magistrato che ha promosso questa iniziativa. Un momento significativo perché forse lo Stellini è la prima scuola della città a ricevere l'albero di Falcone nel giorno del compleanno di Falcone. Falcone nasceva a Palermo il 18 maggio del 39, per cui ha un alto valore simbolico che questa consegna venga fatta proprio qui in un liceo classico. Era uno studente classico come Borsellino, anche Falcone, e anche perché l'importanza della lotta alla mafia, lo disse Falcone, è anche e soprattutto culturale, si forma anche nelle scuole. E siamo in compagnia di Fausto Cardella, magistrato, si è occupato delle indagini al tempo della strage di Capaci, di Falcone e Borsellino, stelliniano, quindi ritorna anche qui a Udine per questo momento particolare. Sì, è una grande emozione ritornare in questo liceo dove mi sono formato per parlare di un secondo momento, non solo della mia vita che è poco importante, ma di un fatto che ha sconvolto l'Italia e che allora fu paragonabile, diciamo, alla sensazione di sgomento che oggi ci viene magari per gli altri episodi, dalla pandemia all'Ucraina. Ecco, senta, oggi in molti criticano lo Stato, no mask abbiamo visto, qualcuno addirittura per la guerra, però ci sono persone come Falcone e Borsellino e tantissime altre che hanno speso la vita per lo Stato. Ecco, questo è il messaggio che va trasmesso ai ragazzi di oggi. Sì, è vero, anche per carità ci sono tante cose che vanno chiarite, ci sono tanti aspetti che possono essere migliorati. Però su questa vicenda in particolare di Falcone e Borsellino lo Stato ha dimostrato di saperci fare. Coloro che hanno ideato e realizzato la strage di Capaci sono tuttora in carcere o sono morti in carcere. Quella cosca, non la mafia, ma quella cosca mafiosa che realizzò questo attacco allo Stato è stata punita. 30 anni dopo la situazione è cambiata, è migliore, dobbiamo ancora farci i conti, ma siamo più pronti, abbiamo fatto gli anticorpi. La situazione è cambiata sicuramente, anzi è un errore continuare a parlare di mafia come se ne parlava 30 anni fa. È cambiato il mondo ed è cambiata anche la mafia, sono cambiate le mafie. Purtroppo non sono più solo un fenomeno siciliano e meridionale, ma si stanno espandendo. Sono tornate ad agire come per loro tradizione, infiltrandosi nell'economia. Io vivo in una regione che è l'Umbria, che come il Friuli è relativamente immune, ma questo dipende dalla gente che ci abita in Umbria e qui in Friuli, che sono il miglior baluardo contro le infiltrazioni delle mafie. Siamo in chiusura, l'informazione di Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.